Esattamente 7 anni fa, il referendum consultivo per l'autonomia del Veneto raccolse il 98% di consensi con un'affluenza alle urne del 57%. Quest'estate, il 22 ottobre, è stato dichiarato dalla Regione Giornata dell'Autonomia, una ricorrenza celebrata per la prima volta alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia, mentre a Roma da qualche settimana è iniziata la trattativa Stato-Regioni. Dopo 7 anni possiamo dire che abbiamo una legge, questo governo ci ha dotato di una legge per andare a trattare per l'autonomia, quindi un grande passaggio è stato fatto. È stata introdotta la definizione obbligatoria dei livelli essenziali delle prestazioni, che è condizione sine qua non per fare l'autonomia. A Venezia, oltre allo Stato Maggiore della Liga Veneta, ci sono esponenti del mondo politico, istituzionale, imprenditoriale e accademico regionale per approfondire un progetto enormemente complesso che mira a ridisegnare l'architettura dello Stato italiano, ma sul quale già pende la spada di Damocle di un referendum abrogativo. Il Partito Democratico ha dimenticato quelle che sono le proprie radici, ha dimenticato anche le parole che evidentemente erano al vento sparse nel corso degli anni e oggi fa una battaglia politica contro l'autonomia dicendo che spacca l'Italia. Noi sappiamo benissimo che l'Italia è spaccata oggi proprio perché non è stata data responsabilità ai territori. Le resistenze vengono però anche dalla maggioranza. Il 29 settembre il leader di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani ha definito impossibile, senza margini di mediazione, la concessione di autonomia nel commercio estero, nella cooperazione internazionale e nei rapporti con l'Unione Europea. Meno di 2 settimane dopo, il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci di Fratelli d'Italia ha dichiarato di non intendere trasferire le funzioni di propria competenza alle regioni perché è un tema che riguarda la sicurezza nazionale. Il governo ha portato l'autonomia come parte dell'agenda di questo esecutivo, tutte e tre le forze l'hanno votata, ovviamente era una nostra proposta, io sono stato il relatore del disegno di legge sull'autonomia, ma è andato tutto liscio. Ora c'è la fase attuativa e quindi è una partita che gioca la Regione direttamente con il Consiglio dei Ministri, con il Governo. Queste sono grandi riforme che nel momento in cui partono sono come la schiacciasassi, non si mette in moto piano, ma alla fine macina tutto e viene fuori sabbia. E qui siamo nella direzione di un progetto partito bene, rispettoso delle regole, delle leggi e quindi vedrà la luce.